Per sostenere le imprese la cui attività è stata chiusa o limitata in misura diversa a seconda del settore, delle normative e delle restrizioni legate all'emergenza sanitaria per il 2021, tenendo conto da una parte il periodo di chiusura previsto dalla normativa, dall'altro le difficoltà nella ripresa anche legate ad obblighi in tema di distanziamento sociale e di sanificazione dei locali, ci saranno riduzione degli importi fino al 100% per le utenze non domestiche. Questa è la sforbiciata alla Tari, la tassa sui rifiuti che ha messo in campo il Comune di Agrigento, annunciata dal sindaco Franco Miccichè. Nel regolamento approvato dal Consiglio Comunale sono previste misure agevolative sulla Tari fino al 100% per l'anno 2021, per tutte le attività commerciali che hanno subito o la chiusura o ingenti perdite a seguito delle misure restrittive dovute al Covid. Ulteriori misure agevolative sulla tassa dei rifiuti sono previste anche per quelle aziende non soggette a chiusure, ma che documentino una riduzione del fatturato 2020 raffrontato al fatturato 2019 almeno pari al 30%. Sono previste riduzione del canone patrimoniale per l'anno 2021 a favore dei soggetti passivi che pagavano l'imposta pubblicitaria e di IMU a favore dei proprietari di immobili strumentali per lo svolgimento della propria attività.